Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi questa sfida valevole per il campionato di eccellenza Girone A, che vede scendere in campo Bagheria e Castellammare. Due formazioni che hanno sicuramente tanta voglia di vincere. Gli obiettivi sono abbastanza simili, sono comuni potremmo dire, perché effettivamente nono posto per il Bagheria, 33 punti, 2 punti in meno invece Castellammare, che si trova invece all'11° posto, quindi 2 posizioni di differenza ma anche 2 punti di differenza, e sono due squadre che, come dicevamo, sono abbastanza simili dal punto di vista anche dei gol fatti e dei gol subiti, perché i gol realizzati nel Bagheria sono 28, uno in meno per il Castellammare, dunque 27, poi gol subiti 33 il Bagheria, e qui la piccola differenza per il Castellammare perché sono 30. Dunque queste sono le piccole informazioni, ma come diciamo sempre i dati lasciano un po' il tempo che corrono, perché è chiaro che poi il pallone dovrà dire quale sarà il risultato di questa bellissima sfida. Nel frattempo conosciamo anche la terna arbitrale, il signor Kevin Butera di Barcellona Pozzo di Gotto, il signor Fabio Marino di Palermo e il signor Melchiorre Pagliarello di Marsala. Questo insomma il trio arbitrale. Le squadre intanto si stanno posizionando a centrocampo, vediamo infatti un completo bianco per il Bagheria, invece azzurro per il Castellammare. Conosciamo anche i due capitani, Bartolomeo Caronia, partiamo dagli ospiti, numero 32 del Castellammare, numero 8 invece Florio, il capitano che quest'anno ha giocato in praticamente, possiamo dire, tutte le posizioni, perché è partito da difesa centrale, poi è passato addirittura in attacco, ora a centrocampo. Insomma, Florio è un giocatore, direi un centrocampista forse un po' riduttivo, è un tuttocampista potremmo dire, gioca in tutte le posizioni, è il capitano, insomma, spirito di sacrificio e abnegazione c'è sicuramente per lui, lo sa bene mister Grimaudo, che è arrivato da poche settimane qui a Bagheria, ma ha fatto subito tanto bene. Un Bagheria che sta veramente facendo benissimo in questo momento. La vittoria contro il Montelepre è stato tanto importante, perché sono quelle classiche partite che non valgono mai 3 punti, bensì ne valgono 6, e di conseguenza la vittoria è stata fondamentale. Nel frattempo si stanno schierando le due formazioni. Tra i giocatori da tenere d'occhio ne diciamo uno, Malik Ba. Vediamo oggi come giocherà, perché è un calciatore veramente tanto interessante. Nel frattempo qui davanti alla nostra postazione c'è Caracappa, uno dei giocatori sicuramente da tenere d'occhio maggiormente in casa Bagheria. Ha fatto l'ultimo match in casa, ha vinto contro il Lectus, una bellissima doppietta, ma chiaramente una prestazione super, come in realtà ci ha abituati fin da inizio campionato. Nel frattempo sul punto di battuta c'è Vetrano, anche lui in un grande momento di forma ultimamente, con forse le cessioni di Ordóñez, le cessioni anche di altri calciatori, insomma, ha avuto sicuramente un po' più di spazio. Girgenti ad esempio. Nel frattempo inizia il match, inizia Bagheria contro Castellammare, con il primo tocco subito realizzato dal Bagheria, che oggi deve fare a meno di alcuni titolari, perché per esempio Ballereno è in panchina, invece chi non è della partita è Gallina, che oggi è squalificato, somma di ammonizioni. Pizzo, Pennisi, subito pallone lungo a cercare Vetrano, cerca di lottare Caracappa, poi il dribbling tentato da Costa, mette una pezza a Musso, adesso Caronia che oggi gioca a centrocampo, quindi ci stavo un po' chiedendo quale potesse essere lo schieramento del Castellammare. Sicuramente vediamo Adamo con ormai la classica mascherina al volto, un po' alla Victor Osimhen, e poi sicuramente Lampo, che fa dell'altezza una delle sue doti migliori. Intanto sbaglia qui Pizzo, non perfetto, per cercare poi la velocità da parte di Malik Ba, che abbiamo detto essere uno dei più pericolosi. Entra dentro la rigore, poi cerca il traversone Cannizzaro con le braccia, se la ritrova lì, tutto tanto semplice per il portiere. Poi l'aspetto sicuramente da segnalare delle Bagheria è, secondo me, la parte difensiva, perché il gol non è mai mancato a questa squadra dall'inizio campionato. Forse un po' la fase difensiva sì, tanti gol presi, ma nelle ultime due partite sono arrivati 2 clean sheet, e mister Grimaudo dopo il match col Cus Palermo era tanto contento. Poi non abbiamo potuto sentire per il match contro il Montelepre, ma vincere 1-0 un po' di cortomuso, come direbbe qualcuno, insomma, è sicuramente qualcosa di molto positivo.
valgono sempre 3 punti, è vero, ma vincere uno scontro diretto in quelle condizioni sicuramente vale anche di più. Pizzo, Florio, oggi in assenza di Ballerano potrebbe essere lui il vertice basso. Al momento, infatti, in realtà è Calderaro che un po' accorcia tanto la posizione, però credo che Florio una mano lì la darà. Intanto Costa, palla lunga, allontanato subito da Tarantino che fa una buona chiusura difensiva. Viola, oggi è stato scelto lui al posto, ricordiamo, di Gallina che è il titolare. Palla lunga verso Costa, poi Adamo la scorta fuori, il vice capitano della formazione del Castellammare, con capitano che invece è Caronia, ricordiamo. Rimessa con le mani, Ba cerca di agganciare con il petto, viene anche un po' spintonato. Secondo me Fisella dovrebbe giocare un po' più vicino a lui per dargli forse anche un po' il supporto, anche Gambicchia in realtà potrebbe essere una soluzione interessante. Qui proprio Gambicchia va subito a pressare alto su Costa, andando anche a creare una situazione di pericolo, ma comunque il Bagheria riesce a conquistare, rimessa con le mani. Palla che sfugge, Adamo allontana. Sono passati i primi 3 minuti di gioco. Ba cerca di giocare con il fisico, si gira bene, ma Viola fa un gran contrasto. E poi Calderaro, sterzata, molto bene qui il suo lavoro. Poi cerca di aprire il gioco dalle parti di Giglio, che è anche un altro di quelli che bisogna sempre tenere d'occhio. Classe 2004, mancino da urlo. E poi Ba non ci arriva invece Viola. Costa con la suola, poi nuovamente da Tancredi Pennisi, l'ex Lascari, serve Pizzo che in un gran momento di forma, ma forse oggi non ha impattato al meglio, qualche errore di troppo, va giù, questa volta subisce fallo da parte di Leonardo Musso che dice al signor Butera di non aver commesso fallo, invece molto serenamente dice sì, l'hai commesso, e dunque calcio di punizione. Pizzo dopo aver preso il pallone si è messo davanti con il corpo e lì insomma ha giocato un po' di astuzia, Musso lo ha travolto, dunque giusta chiamata. Quindi rimessa laterale per il Castellammare con le mani di Tarantino che sicuramente vuole una spizzata. Frisella infatti accorcia la sua posizione e si va invece da Gammicchia, poi l'anticipo, va giù, sbaglia poi il controllo, poi riesce con il break a fare un buon lavoro, bella palla in profondità per Ba, che veloce, Ba, punta alla porta, ancora Ba calcia! E non sbaglia Malik Ba, gol regolare, la banderina non si è alzata e dunque la sblocca Castellammare dopo appena 4 minuti e 35 secondi. E questo è un gol importantissimo che sblocca la gara in favore della formazione ospite con Ba. Poi c'è pure l'esultanza nel frattempo verso la telecamera da parte del numero 10 che continua a segnare. Nel frattempo scuote la testa Caracappa, che non è sicuramente contento forse dell'atteggiamento dei compagni, o meglio per come hanno approcciato la partita. Castellammare ha punito subito con il numero 10, ma insomma non lo stiamo conoscendo sicuramente questo pomeriggio. Ba, un giocatore che in categoria ha sempre fatto tanti gol, lo sta dimostrando quest'anno, l'ha dimostrato lo scorso anno, l'ha dimostrato 2 anni fa. Insomma, Ba è un attaccante che qui a Castellammare ha fatto tanto bene, ma soprattutto in questa categoria i gol l'ha sempre fatti. Calderaro, Costa alle parti di Giglio che accarezza la palla col mancino e viene toccato in maniera irregolare da Tarantino. C'è il fischio puntuale e quindi termina dopo 2 partite l'imbattibilità da parte delle Bagheria, che non aveva subito gol né con il Montelepre né in quella precedente con il Cus. Adesso invece prende gol dopo 4 minuti dal Castellammare per questa bella incursione centrale di Ba, che ha preso il tempo praticamente a 3 difensori. Insomma, la velocità è una delle sue armi migliori e lo ha dimostrato. Nel frattempo calcio di punizione, credo che andrà a Giglio con il sinistro, potrebbe essere la soluzione più che valida, ma c'è anche Joao Calderaro che potrebbe battere con il destro, da lì forse
si deve decidere o un mancino a rientrare oppure un destro ad uscire, insomma, vediamo come... No, si allontana Calderano, quindi vedremo un mancino a rientrare, quello di Raffaele Giglio. Ipotizzare un tiro è complicato, però insomma uno come lui potrebbe anche provarci. Cerca invece un traverso sul secondo palo, non c'è veramente nessuno pronto a colpire verso la porta e di conseguenza sarà rimessa dal fondo con Di Paola. Nel frattempo forse c'è un cambio del pallone, anzi no, è semplicemente per non far perdere tempo al Castellammare. Dunque questa, insomma, dopo 7 minuti sembra un po' eccessivo, però è così intanto. Di Paola faccenda ai compagni di salire, andrà sicuramente lungo e infatti è così. Testa di Caronia, sbuca anche Frisella, poi Badi, prima in verticale per la velocità e qui è fuori gioco. Forse qualche dubbio in realtà. Si lamenta tutta la panchina effettivamente del Castellammare. A me qua sembrava tutto regolare, però insomma Guadagnini ha segnalato una posizione irregolare, ha deciso quindi di fermare il gioco. E quindi calcio di punizione con Costa che si è preso a battere. Florio, Costa, Pizzo, palla complicata, Musso capisce tutto in anticipo, Ceba non lo serve, Musso ancora, perfetto invece l'intervento di Viola. E poi rimessa a terra, insomma un po' di errori oggi per Pizzo, che è stato sempre uno dei migliori in campo nelle ultime uscite, però oggi forse non ha impattato al meglio la sua prestazione. Intanto lo Bosco va a battere rimessa con le mani, va a lungo, di testa svetta più in alto Pennisi, poi la conclusione di Caronia che termina fuori. Canizzaro non accenna nemmeno la parata, sa che questa palla sarebbe terminata in out. Non ha potuto fare veramente nulla Cannizzaro sul gol subito. Bah, in quel caso è arrivato davanti alla porta, insomma. 1 contro 1 difficilmente avrebbe potuto fare qualcosa in più. Si va sempre da Pizzo, questa volta è buono l'aggancio, poi Caracappa allunga il campo, poi Vetrano, c'è Adamo, il rimbalzo lo calcola benissimo e infatti si prende pure il pallone, in questo caso Di Paola sulla dito del numero 5. E oggi credo che la sfida Adamo-Vetrano la vedremo anche abbastanza spesso. Potremmo sentire anche la voce di Mister Grimaudo dire a Caracappa forse di accorciare un po' nella sua posizione, perché sembra apparentemente lontano, credo, dalla zona di attacco, ma adesso capiremo meglio. Intanto rimessa con la mano con Musso. Costa, Caracappa. Costa ancora, esce fuori il pallone, o meglio ci prova quantomeno, ma trova una deviazione. Dunque sarà rimessa dal fondo con Cannizzaro, che andrà probabilmente corto, ma se lascia Pennisi, mi sa. Minuto 10 di gioco nel frattempo. 0-1 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Una abbastanza divertente. Nel frattempo palla fuori, sarà quindi rimessa laterale per il Bagheria. Con le mani c'è Costa. Bah, fa giù, fallo da parte di Viola. E poi Tarantino sistema il pallone lì, ma lo lascia saggiamente alle vice capitano Adamo. Pallone lungo di testa, la spizza, può arrivare Musso e poi la palla rimane lì con la chiusura provvisoria di Caracappa. Insomma il vento credo che abbia un po' anche aumentato questa difficoltà e anche la velenosità del pallone, perché l'aveva spizzata, se non abbiamo visto male, Frisella, e poi Gammicchia è arrivato quasi, anzi Musso è arrivato praticamente quasi a concludere verso la porta, ma provvidenziale invece Caracappa, insomma si è salvato il Bagheria. Non in verticale, cercare la velocità di giro che è tanto veloce, ma questa volta non può veramente nulla. Tempo anche Cannizzaro
sta cercando di rincuorare i compagni. È un inizio complicato, ma siamo soltanto al minuto 12, quindi ipotizzare che sei già sconfitti chiaramente è un'utopia. Castellammare ci deve invece credere per continuare, soprattutto per sollevarsi in classifica, perché vincere oggi col Bagheria significherebbe sorpassarla, di conseguenza sarebbe veramente un grande risultato. Tanto cannone di testa, si appoggia dalle parti del compagno Frisella, poi con il tacco Gammicchia, non è perfetto, così come in realtà non è perfetto Costa. Poi la tocca, contrasta, Caldieraro, allarga il gioco da Caracappa che deve fare vedere tutta la sua tecnica, ne salta uno, ne salta due, poi cambia da tutt'altra parte verso Gio che va incontro, c'è Costa che prende il pallone, Costa si ferma, sterzata, Caldieraro ha provato una giocata solitaria, poi si è fermato ancora una volta Caldieraro, bella palla qui in mezzo, fece tutto in anticipo però Adamo, adesso Gio per Costa, Viola, nuovamente Costa, timida pressione da parte del Castellammare che lascia giocare il Bagheria e poi si chiude tutto dietro. Canizzaro, Pennisi, si va a vedere Caldieraro, infatti si prende anche il pallone, Caldieraro finta contro finta, con la sola nasconde la palla quasi come se giocasse a futsal, poi con il tacco palla invece su Costa, si lotta ancora, allontana lo Bosco, però un passaggio per la conclusione da fuori, tentata da Capitano Florio, esce non di molto ma fa bene a provarlo il Capitano, dopo 13 minuti di gioco abbiamo anche il primo tiro del Bagheria. Nel frattempo ne approfitta per dissetarsi vicino anche alla nostra postazione Musso, buon inizio di partita per il numero 7. Non è che rimbalza, Florio di testa, arriva in anticipo, poi in verticale verso anticipato, Musso, palla che rimbalza, poi Caronia, bella apertura qui quasi senza vedere per Frisella che la controlla, ma campo anche terminato. E poi un altro cambio del pallone, forse pallone sgonfio, ma Costa a battere, ma deve dietreggiare un po', effettivamente la palla era uscita praticamente lì dove è in questo momento, poi la palla viene riallontanata però, quella precedente, ma Costa con le mani prova a lottare di testa Florio alla meglio, di testa poi anche Frisella, poi si mette sempre con il corpo davanti, non lo vuole fare girare, cerca di accorciare anche Pipitone ma la palla va sul pizzo, deve avanzare il numero 3, bella qui la sua giocata di testa, poi Musso che smorza un po' il pallone, lo aggancia e poi ottimo invece Lampo, inizia che Pipitone, arriva Pizzo di testa, poi Pipitone ancora ad allontanare questa palla e poi Pennisi quasi a rimetterla un po' con le mani, si aiuta Musso, si aiuta sicuramente Vetrano, commette fallo sul Lampo, anzi no perché fallo è di Lampo, sembrava potesse essere il contrario, invece così non è, però Lampo non si sta lamentando, quindi forse sa di aver effettivamente commesso fallo probabilmente, perché non sta dicendo nulla, i compagni si lamentano un po' ma lui no. Allora calcio di punizione per il Bagheria, dunque con Capitan Florio che fa cenno a Caldieraro forse di avvicinarsi a lui, infatti la palla va proprio sul 10. 1, Caldieraro carica la conclusione, Murato ha tentato la giocata solitaria, un po' difficile, Pennisi, Florio, Pennisi per Viola, sbaglia tutto Pennisi, errore da matita rossa, Ba capisce tutto, intercetta, si ferma, girata, sterzata, Malik Ba la tiene lì, forse perde diversi tempi di gioco, infatti va un po' a perdere questo pallone. Frisella, Castellammare secondo me doveva giocarsela decisamente meglio questa giocata. Frisella, traversone sul secondo palo, Musso non arriva a calciare verso la porta e apre una prateria adesso per Caracappa che avanza, Caldieraro cerca il dribbling su Lobosco, fa un gran lavoro, non c'è nulla, voleva il fallo, poi Pizzo invece
qui forse c'era il fallo secondo me da parte di Pizzo. Caldieraro ne salta uno, adesso si è un po' accesa la partita, adesso è anche molto più divertente. Caracappa, Caldieraro può calciare, lo deve fare, calcia verso la porta, addosso però alle braccia di Di Paola. Nel frattempo Adamo è tanto arrabbiato con i compagni, forse con Lampo, se non ho capito male. Nel frattempo va da Lo Bosco e va a dirgli anche qualcosina. Nel frattempo c'è anche la necessità che debba entrare lo staff medico. Nel frattempo anche Caracappa a dire forse all'avversario: ok, ti sei fatto male, però non fare così. Il tempo è ancora giù, minuto 18 di gioco, gara parecchio divertente. E qui Caracappa andrà a battere rimessa laterale con Lo Bosco che... E qui infatti restituisce il pallone. Tanto Di Paola sul punto di battuta avanza un po' e poi spazza. Testa di Pennissi, poi controllo di Caronia, Frisella cerca una verticale, trova la velocità di Gammicchia, però è in vantaggio Viola, poi mette un po' di difficoltà a Costa, riesce comunque a spazzare Caronia, poi la spizzata nuovamente, adesso Pennissi, così un ping pong con Lampo che di testa fa praticamente un lancio. Cannizzaro, Costa, si è da prendere questo pallone il numero 4. Pennissi, Manzare, Florio con il destro vuole la velocità di Costa, poi chiude invece molto bene anche con forza qui Tarantino. Bel lavoro da parte del numero 3. Intanto è rimasto anche giù. Castellammare cerca un po' di giocare con il cronometro, però insomma siamo a minuto 19, un po' difficile ipotizzare una soluzione del genere. Il tempo si è rialzato fortunatamente, tutto ok per il numero 3. E Costa con le mani. Va lungo, bucano tutti, Vetrano arriva per lontano, invece Caronia sempre con qualità, il numero 32, uno dei più esperti sicuramente della formazione Castellammare ex Parmonval. Pennisi, Pizzo, guarda i compagni al centro, poi ci ripensa, allarga su Samuele Caracappa che crossa subito dentro, Lampo con l'addome smorza e poi trova qui Gammicchia che ha la meglio su un avversario anche sul secondo, poi Pipitone allunga il campo perché sa che la velocità di Ba può essere sempre letale, infatti riesce ad avere la meglio su Viola. Ancora Ba, si gira molto bene, prendi velocità, imprendibile Malik Ba, poi mette dentro questa palla sul secondo palo, non arriva Caronia. Qui si è salvato il Bagheria, Flore allontana verso Vetrano, anzi verso Giglio, anzi no, verso Vetrano, tutto giusto. E poi fallo di Adamo, anzi fallo di Tarantino, che non è d'accordo con la scelta del signor Butera. Sta infatti discutendo con il direttore di gara e batte rapidamente invece il Bagheria con Giglio. Caldieraro, Caracappa, Caldieraro ancora che accorcia tanto la sua posizione per Florio che potrebbe anche liberare il tiro. Gio, aggancio non dei migliori, poi Caldieraro allontana ancora una volta
La difesa con Caronia, sempre a cercare la solita giocata, la velocità di Badi, testa però questa volta Pennisi mette tutti d'accordo. Palla su Canizzaro. Caracappa, quasi da terzino adesso. Frisella prende velocità e sprinta sul lato di sinistra, ma il campo è terminato proprio sotto lo sguardo del tecnico. Si chiedeva anche un cambio di rimessa, non c'è nulla. Costa, Pennisi, tanto si arrabbia tanto Florio perché voleva forse una giocata migliore. Pizzo cerca l'incursione centrale, bella giocata e bella personalità da parte del numero 3. Florio allarga da Gio, bello qui l'aggancio, porta un po' lontano, ma è forse un po' in ombra oggi Raffaele Gio, e da lui sicuramente ci si aspetta qualcosina di più, perché uno della sua qualità, con il suo mancino qualcosa in più la deve fare. Nel frattempo con le mani andrà Costa, esce fuori Gio, bella giocata, quasi volere un po' negare quello che avevamo appena detto, poi invece va giù, calcio di posizione, questa volta sì, e addirittura perché la tocca con il braccio, e forse c'è anche un giallo, eh sì, cartellino giallo, si è lamentato in maniera un po' troppo vistosa il attaccante. Quindi giallo per Malik Ba. E andrà Costa. Nel frattempo Canizzaro si lamenta tanto per le tante e troppe interruzioni. Pennisi, Caldieraro, vede Florio. Adesso sul lato di destra c'è sempre Costa che dà comunque una buona mano. Qui sbaglia l'aggancio Viola e poi Bava subito ad infastidirlo, rubargli questo pallone. L'autore del gol è entrato nel tabellino in tutto e per tutto, ha fatto gol e si è preso anche l'unico al momento cartellino giallo. Traversone sul secondo palo, allontana sul primo invece Lampo. Pennisi si appoggia da Caldieraro che apre immediatamente sul lato di sinistra, Pizzo, e poi spazzalo Bosco senza badare allo stile, ma lo fa sicuramente in modo efficace. E poi Pizzo va a prendersi il pallone addirittura qui vicino a noi. Nel frattempo Adamo da leader assoluto, da consiglio a tutti quanti. E poi credo che quella frase fosse riferita anche al direttore di gara, anzi mi sa proprio di sì. E infatti il signor Butera lo va subito a rimproverare. E Caracappa invece si lamenta per le tante interruzioni. Insomma, è una gara che effettivamente, lo dobbiamo dire, in questi 25 minuti di gioco si è giocato, però qualcosina effettivamente il gioco spezzato c'è stato. Nel frattempo si sta ancora lamentando in questo caso Caronia. Caldieraro, Pizzo, e poi Caldieraro un po' se la prende. Pizzo, tipo continuano ancora un po' le proteste. Caldieraro, bell'aggancio, cerca una giocata sublime, quasi si prende pure un calcio di rigore perché quella gamba di Lampo poteva essere pericolosa. Intanto va sul secondo palo, non arriva Vetrano, un po' ostacolato, ma chiaramente non c'è nulla. Si lamentava un po' il Bagheria, voleva forse una spinta, ma credo che sia tutto regolare, onestamente. E andrà Di Paola, minuto 26 di gioco, 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisseri. Bella partita, molto divertente, forse non tanti tiri verso la porta, però insomma sono due squadre che stanno lottando su tutti i palloni. Va giù Gio, calcio di punizione, fallo di Caronia. E poi Florio va subito a prendersi il pallone con forza. Pennisi,
Caldieraro vuole rientrare sul piede forte, finta contro finta. L'evoluzione comunque di Caldieraro rispetto alle primissime partite giocate col Bagheria è veramente impressionante. Adesso è un giocatore che gioca a tutto campo. Stato sicuramente crescendo tanto. Pizzo, Cara K, rientra, sterzata nuovamente, poi punta Penniso e adesso Pennisi e adesso Pizzo. Cara K cambia tutto. Fisella aveva tentato anche forse un anticipo, poi ci ha ripensato. Tarantino allontana, Pennisi allarga verso Pizzo che deve crossare il pallone al centro. Arriva adesso il traverso sul secondo palo, allontana Tarantino. E poi Calderaro ci regala un grande aggancio. E qui si è un po' trattenuto, si continua, non c'è nulla. Pennisi la sporca, poi Malik Ba può partire come sempre con la sua velocità, è tanto veloce Ba, entra in tiro di rigore Ba ancora! E lo fa nuovamente! È infermabile questo ragazzo! Ha fatto oggi tutto lui, doppietta, ammonizione, va bene così. 0-2, ancora una volta Malik Ba. Tempo si lamenta Cara K, voleva probabilmente un calcio di punizione, forse ci poteva anche stare, però insomma bisogna riguardare un po' le immagini effettivamente per capire se effettivamente potesse starci o meno. Questa però sicuramente è una doccia gelata per il Bagheria che si trova sotto di 2 reti in casa quando sono passati quasi 30 di gioco. Però Malik Ba quando parte in velocità non lo prende veramente nessuno riesce a starci mai dietro, è infermabile, imprendibile e continua a fare gol questo ragazzo. Florio Caldieraro adesso deve cercare in Bagheria di riprendersi perché è una squadra forte e lo sa, ma deve cercare di rispondere sul campo. Adesso Cara K, Pizzo, passaggio un po' rischioso, Viola Pennisi, centrale, Cara K si fa vedere tra le linee, cerca una imbucata centrale, adesso poi allontana invece senza badare allo stile Musso, palla che si alza veramente tanto, Costa con Ba. Nel frattempo aggiorniamo un po' le statistiche perché per Malik Ba sono 9 gol in campionato, ancora mancano un po' di partite, insomma potrebbe sicuramente migliorare ulteriormente il suo bottino personale e credo che sia anche l'obiettivo che si è prefissato. Tempo calcio di punizione e qui credo che il mancino di Gio, se precedentemente dicevamo potesse essere complicato calciare verso la porta, adesso credo che Gio da lì possa realmente andare. Vediamo se effettivamente ci proverà. Nel frattempo c'è sì una bella giornata, però c'è anche tanto vento e chissà che per i portieri non possa essere un'arma a doppio taglio. Nel frattempo Caldirero sta discutendo con Caronia e Di Paolo invece sistema la barriera, però salgono praticamente tutti nel Bagheria, rimane soltanto Pizzo dietro, insomma un contropiede potrebbe essere veramente problematico, ma Mister Grimaldo vuole fare gol il prima possibile, vuole riaprire la partita e dunque si spinge un po' di più in attacco, ma ci permettiamo di dire fa anche bene così. C'è Calderone, ma anche Gio, ma sistema la palla e con te passi Gio, va con il mancino addosso alla barriera, poi conclusione da fuori tentata da Pennisi, non è decisamente da ricordare. E poi Di Paola lunghissimo da Frisella che la tiene in campo, no.
poi Costa. Caldieraro, anzi Vetrano, chiedo scusa. Si gira, c'è fallo? No, si continua. Forse poteva starci qui il fallo su Vetrano che in mezzo a due era riuscito anche a girarsi, ma poi è andato giù. Pennisi intanto, Costa, Florio, Mazza è capitano, finta con la suola, così una giocata da futsal per quella che è Sportisiri, anche la casa del futsal, ricordiamo, due squadre quest'anno, Mistral Palermo Serie B e Palermo Futsal Club C1. Pizzo, finta, se va sul mancino, se sceglie il destro, sceglie di andare sul piede forte, va sul fondo, lotta con Musso, si ferma sterzata, suola e poi Musso va giù, calcio di punizione. Sarà quindi calcio di punizione, quasi un calcio d'angolo, quello che batterà Joao Caldieraro. Intanto Pizzo va dietro, così come Costa, entrambi su Ba, insomma 2 contro 1. Al 10 Caldieraro, dove il fischio. Caldieraro va sul secondo palo, troppo ampio però. Poi Viola si impegna per tenerla in campo, però insomma è parecchio complicato. Minuto 33 di gioco, 0-2 il risultato. Bella partita, molto divertente. Castellammare che ha colpito in 2 occasioni, entrambe con Malik Ba, che ha firmato 2 belle reti. Fisella di testa, anticipato Ba da Costa che va subito lungo, la lunga lampo un po' come viene e poi non ci arriva. Caracappa anche tallonato un po' da Musso e quindi rimessa a dare con Lobosco. Lobosco, testa di Pizzo. E poi Musso lascia la battuta a Lobosco che va lunghissimo, cercare Ba di testa, c'è Pennisi, poi Pipitone mette giù questa palla in mezzo a 2, Ruleta, Musso ancora, cambia tutto, Caronia, cambia anche lui lato da Frisella, mette giù la palla ma la mette un po' con un aggancio non pulitissimo, infatti va anche fuori. E con le mani Costa. Liscia Florio, poi Caronia allarga tutto verso sempre la solita velocità di Ba che mette in difficoltà ancora una volta la difesa, guadagna pure un calcio d'angolo e lì credo che Ba abbia fatto veramente il massimo perché era contro 3 difensori, insomma da lì se contro 3 difensori prendi pure il calcio d'angolo vuol dire che qualcosa lì davanti la sai fare. Insomma 2 gol, queste giocate Malik Ba non sorprende più di tanto, è veramente un gran giocatore. Sarà quindi corner. Frisella rimane fuori, non va a saltare. Traversone sul secondo palo, Cannizzaro allontana, poi esce come una furia proprio su Ba, lo anticipa nettamente. Ottimo qui il portiere. Adesso Pennisi. Caracappa può avanzare il 7, si prende quella porzione di campo, esce Pipitone, poi Pennisi allarga da Caldieraro, c'è la sovrapposizione da parte di Pizzoli, sceglie di andare verso l'interno, bella finta, poi allarga Florio, Costa mette sull'out di destra Giglio che si ferma sterzata, insomma Giglio oggi non sta giocando una partita positiva. Caronia lascia scorrere, poi nel frattempo Gammicchia che rientra anche abbastanza bene, poi anche giù, giallo giusto per Costa.
Sarà quindi calcio di punizione, minuto 37 di gioco, 0-2 il risultato al momento. Arriva il fischio, palla direttamente su Cannizzaro. Viola, Costa, e poi va giù. E qui anche una risposta da parte di Gio, con Costa che batte rapidamente. E poi effettivamente signor Butera stava parlando con i giocatori, quindi è giusto interrompere il gioco. Bagheria aveva tentato la giocata per velocizzare molto, però effettivamente lui stava parlando tra la panchina del Castellammare ma anche con i giocatori in campo, quindi insomma, bisogna ripetere tutto. Intanto si vede in panchina anche Salvatore Messina, uno che solitamente è uno dei titolarissimi di questa squadra. Cannizzaro, Pennisi, può avanzare il numero 6 Costa, poi Caracappa, lo Bosco esce dalla sua posizione, lo va a rincorrere, Pennisi ancora, Caracappa cerca la sua tecnica, la sua qualità, Caldieraro. Pennisi avanza, adesso libera il pallone sempre da Caracappa che punta, però Castellammare è molto chiusa, molto solida dietro. I 30 gol subiti infatti non sono un caso, non sono molti. Pennisi regala il pallone però a Ba, che adesso può puntarlo, scambia la sfera con Caronia, si inserisce lo stesso attaccante, palla di ritorno, Malik Ba ancora mette dentro, allontana Costa come può, anzi Pennisi, poi la palla rimane comunque sempre lì in zona offensiva, Gammicchia sponda per la conclusione da fuori, tentata da Pipitone, palla che va fuori, fa bene a provarci Castellammare anche con questo genere di occasioni. Minuto quasi 40 di gioco, mancano 5 minuti circa più recupero. Sicuramente mister Grimaudo parlerà a lungo nello spogliatoio con i propri giocatori. Caldieraro, bella palla in verticale per Gio che potrebbe colpire, ma un po' troppo laterale con Tarantino che fa invece una bella chiusura, ma poi riesce comunque a passare dentro e non sbaglia da 2 passi. Vetrano, gran giocata, bella qui l'azione del Bagheria. E Vetrano spedisce in porta 2 passi, ma gran palla comunque di Gio. E dicevamo effettivamente questo, mister Grimaudo all'intervallo sicuramente parlerà a lungo con i suoi ragazzi, però arrivarci con un solo gol di distanza è diverso che arrivarci con 2 reti subite, insomma qualcosa che farà sicuramente piacere al tecnico. Nel frattempo una giocata, mi viene da dire, un po' rugbistica, perché mi ricorda molto il rugby, in cui si fa sempre questa giocata di spazzare il pallone e concedere rimesse laterali alle squadre avversarie per poter attaccare sulle seconde palle. Però in questo caso non l'ha fatto in realtà Castellammare, quindi forse semplicemente un lancio sbagliato, credo. Abbiamo cercato di dare una spiegazione a quello che avevamo visto, ma in questo caso non credo ci fosse forse questa idea. Nel frattempo, palla ancora una volta gettata in avanti, Castellammare deve difendersi, sa che lo può fare bene perché ha una difesa abbastanza solida con Adamo sicuramente sugli scudi, gran partita per il capitano. Gio nell'unica vera azione in cui è riuscito a sgusciare via ha colpito con un assist. Tanto c'è fallo sotto la panchina, proprio davanti alla panchina del Bagheria, si batte rapidamente a cercare ancora una volta Gio che prende il pallone e poi fermato. E sarà quindi calcio d'angolo, tutto corto. Poi traversone di Costa, ribattuto però
da Gammicchia, batte con le mani rapidamente Giglio, poi traversone allontana come può la difesa, Musso rimbalza la sfera, Caldieraro, poi Pizzo, petto e poi allontana Lo Bosco, viola di testa, non perfetto, Musso mette giù una palla molto bella, poi va ancora una volta, prende il tempo, va, è molto largo, questa volta difende bene Costa, poi cerca di passare Costa ancora una volta contro Ballo, porta lontano ed è rimessa dal fondo, anzi no, calcio d'angolo. Era più vicino il signor Butera sicuramente rispetto al guardalinee e quindi calcio d'angolo. Andrà Frisella a battere. Nel frattempo c'è qualche protesta di troppo, forse da parte di Canizzaro. Quindi Frisella a battere, però c'è ancora qualcosa da discutere all'interno del rigore. Arriva il fischio adesso. C'è qualche trattenuta e poi fa fallo in attacco. Le urla di Florio si sente fin qui. Scontro con forse con Lampo, se non abbiamo visto male. Nel frattempo tutta la difesa torna velocemente dietro del Castellammare, perché siamo al minuto 43, ci sarà sicuramente un cospicuo recupero, credo almeno 3 minuti. Caldieraro, Florio e adesso Pennisi, Caldieraro ancora, siamo arrivati al minuto 44 nel frattempo, Caldieraro doppio passo, finta contro finta, sceglie Andrea sull'otto di sinistra, poi Pizzo, José crossa, finta, rete sul destro, Caldieraro allo spazio per poter pure calciare, lo fa! La palla scende, un po' foglia morta il tiro di João Caldieraro, ma non finisce bene, o meglio, per come avrebbe sperato il numero 10. Tra poco credo che verrà anche comunicato il recupero. E siamo ormai 40 secondi alla fine del primo tempo. Come diciamo sempre in ogni nostra diretta, ipotizziamo un po' il recupero. Oggi pensiamo forse 3 minuti. Intanto c'è un cartellino giallo per Pennisi. Aveva anticipato Gammicchia, lo ha steso. Del terzo giallo della partita. Vediamo se verrà comunicato il recupero, credo forse anche 4 a questo punto, perché il gioco si è fermato per almeno altri 30 secondi adesso, quindi. E invece no, 2 minuti. Forse ipotizzavamo un po' di più. Palla lunga di testa Frisella. Costa, fallo in attacco, lo ha sovrastato nel gioco aereo, però commettendo anche un'irregolarità. E dunque bisogna rimettere il pallone lì dove c'è stato il fallo. Ma Canizzaro va chiamato Pizzo. Nel frattempo non si è giocato il primo minuto di recupero, quindi ipotizziamo che almeno fino al 48 si possa effettivamente giocare. Salta Frisella con Florio, forse un colpo alla testa, poi si cambia gioco da Pizzo, che forse però getta il pallone fuori, vediamo, no? Caldieraro, poi Costa. Nel frattempo Pennisi decide adesso di non di gettare il pallone fuori, bensì è il signor Butera che interrompe il gioco. Scontro tra Florio e Frisella. Questo recupero praticamente non si sta mai giocando, quindi ipotizziamo veramente che possa terminare la gara non al minuto, addirittura ipotizzavamo 48, ma a questo punto mi sa qualcosina di più.
tempo la palla era del Bagheria, quindi verrà chiaramente restituita. Costa, alla lunga, Adam, gran chiusura, poi la palla rimane lì con il tiro, nessuna deviazione, rimessa al fondo. Di Paola chiaramente non ha fretta di battere. Il risultato è positivo al momento, 1-2 per il Castellammare. E poi duplice fischio, si va all'intervallo, risultato di 1-2 in questa bella sfida tra Castellammare e Bagheria. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui il secondo tempo della sfida. Dopo. È un'impresa ardua quella alla quale è chiamato il Castrum Favara, che tra le mura amiche dello Seto Broccoleri ospita il Savoia, che a sua volta va a caccia di punti che possono proiettarlo anche in testa alla classifica in base ai risultati degli altri campi dalla 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Partita molto attesa, molto intensa e che parte subito forte per la squadra ospite, che qui sui sviluppi di una palla inattiva cerca la rete ma non la trova con guida. Dall'altra parte si accende il Castrum Favara con questa palla messa in mezzo, l'uscita da parte di Giuliano, poi Varela non riesce a raccogliere il pallone, insiste la formazione di casa con questo tentativo di Ecegoyen che sfila di poco alla sinistra dell'estremo difensore campano. Ancora la compagine di Infantino con questo tiro dalla distanza bloccato in due tempi dal numero 99 del Savoia, che poi opera questo lancio lungo direttamente con i piedi, non riesce a disimpegnare bene la difesa del Savoia e allora viene lanciato in avanti Nussbaumer, che si presenta a tu per tu con Di Silvestro, lo batte per lo 0-1 in favore della squadra savoiarda. A segno il numero 26 in maglia arancione che sblocca la partita, ma reagisce subito il Castrum Favara e reagisce in questo modo. Allontanato il pallone sui piedi di Scolaro, che fa partire un destro al volo imparabile per Giuliano, e subito 1-1 al Broccoleri. La perla, la magia di Marco Scolaro, ma non si fa abbattere il Savoia. Calcio piazzato, colpo di testa vincente da parte di Meola, il numero 8, che nonostante non sia un Marcantonio si fa rispettare, si fa notare e soprattutto la mette alle spalle di Silvestro per la rete dell'1-2, rete che accende definitivamente la compagine allenata da mister Catalano, che qui ci prova con questa conclusione dalla distanza che sibila di poco sopra la traversa, ma poco prima della fine del primo tempo. Altro calcio d'angolo, colpo di testa vincente ancora una volta, questa volta di Ceca, che batte nuovamente Di Silvestro, e 1-3 la mazzata forse definitiva per il Castrum Favara, perché il gol arriva poco prima dell'intervallo di metà partita, ma nella ripresa la squadra di Infantino prova a farsi vedere in avanti. Qui c'è l'iniziativa di Di Paola che cerca di districarsi, poi pallone scaricato indietro per la conclusione da parte di Demin, che sorvola la traversa, alza il proprio baricentro il Favara, crea delle vere e proprie praterie per il Savoia. In questo caso Muñoz Hernandez non riesce ad approfittarne con il contropiede concluso male con la conclusione dalla distanza, e allora il Castrum Favara che ci riprova, questa volta con una conclusione anch'essa da fuori di Salvia, che non trova i pali. Savoia che cerca di affacciarsi nuovamente in avanti alla ricerca del punto del poker, ma c'è una palla gol sprecata in maniera terribile da Guida tu per tu con Di Silvestro. L'ultimo tentativo, uno degli ultimi tentativi, è questo calcio di punizione che si perde davvero di poco sopra la traversa, poi per chiudere in avanti Lomolino con questo cross allontanato in qualche modo da Giuliano, poi non riesce la correzione vincente sotto misura a Čmarek. È l'ultima occasione della partita vinta dal Savoia, che spugna il campo del Castrum Favara e in virtù degli altri risultati vola in testa alla classifica con l'Igia Virtus. Da Sportisir è tutto, alla prossima! Mannino, uno sguardo in avanti, Gianlucio e D'Aleo, però preferisce dialogare con Calagna. Nuovamente per Mannino, siamo dentro l'area di rigore. Mannino, Gianlucio ancora una volta Calagna, poi il cross completamente sballato, probabilmente era un tiro. Baio, pressato da Pisciotta, la sventagliata verso Pirse, la posizione mi sembra regolare, attenzione, indecisione di Rizzuto, intervento in ritardo, calcio di rigore per il Camarat, già a riscattarsi qui dagli 11 metri. È tutto pronto,
Pierce contro Rizzuto, la rincorsa, il tiro con il destro, centrale, batte Rizzuto, 1-0 per il Camarat all'11esimo, glaciale Ignazio Pierce. 11esimo centro in campionato per l'attaccante classe 1996. Sciotta, anticipato da Mannino, forse c'era fallo, l'arbitro lascia proseguire, Cracchiolo, siamo sulla tre quarti, ottimo il lancio per Ledesma, ma c'era fuori gioco, aveva segnato il Camarat, ma Caternicchia potrebbe aspettare la sovrapposizione dello stesso Resto, se preferisce tornare sul destro, Caternicchia limite, parte il tiro, deviazione, palla centrale. Problema alla spalla, molto dolorante. Intanto si riparte il calcio d'angolo dello Sciacca, Licata, il cross e colpo di testa da parte di Rallo, se non ho visto male. Guadalupo entra sul destro, Guadalupo, la conclusione della distanza, Rizzuto. Caldi. Vicino a lui c'è Caternicchia, infatti riceve adesso il pallone Caternicchia, Licata di prima intenzione verso Rallo che è rimasto alzato, poi con Cialdi il tiro, miracolo di Dolenti, ma c'era fuori gioco. Ottima giocata del numero 5 del Camarat, poi rientra sul mancino, potrebbe calciare, serve però sulla tre quarti Osvaldo, poi Pane, il tiro, strepitoso gol di Michele Pane per il 2-0 del Camarat, azione perfetta degli ospiti e conclusione imprendibile per Alfonso Rizzuto e il raddoppio di Pane al 25esimo della ripresa. Fischia l'arbitro, il tiro direttamente in porta, telefonato però la conclusione. Contrattacco del Camarat, Pereira, uno sguardo e mezzo, siamo al limite dell'area di rigore, il cross è raso terra, Pierce. Manca di poco l'appuntamento con il pallone, buon per lo Sciacca che ha rischiato moltissimo in questa azione. Ai danni di Licata insiste Muratore che prova a far correre Lio accelera, va sul fondo, Lio mette in mezzo il pallone, Licata subito avanti con Licata il Gemini, ma grandissima azione da parte di Lio. 1-0. Colley, Ovusu, palla in avanti, intercettata, c'è comunque Stassi che tira, conclusione fuori misura di Giorgio Stassi. Colley mette in mezzo il pallone, colpo di testa a mettere fuori da parte di Amato, poi zona tiro per Ovuso che decide di scaricare, Licata, Muratore, pallone sul fondo, qui c'è il colpo di testa, poi attenzione perché Rallo innesca Lupo, posizione regolare, Lupo davanti a Demiere, si divora il gol del pareggio, anticipa Di Vincenzo, poi Ovuso a recuperare, calcia Ovusu, c'è la deviazione che impegna Ilario, col tacco Lio, occhio alla palla lunga a cercare Cammarata, posizione regolare, Cammarata può controllare se la porta fuori, Cammarata uno sguardo al centro, arriva Lupo, velo per Rallo, Demiere, quasi spiazzato, sbaglia Seiter, allora riconquista Lupo, Rallo, ai 20 metri Rallo calcia, Demiere in qualche modo poi arriva Bogliang, Miceli lo anticipa, c'è il calcio di punizione sulla palla Muratore e Seiter, parte quest'ultimo che scodella verso Miceli, colpo di testa, la palla rimane lì, è bravo Ilaria in qualche modo a negare il tap-in, un avversario, cerca compagni, va da Colley, sovrappone Perrone, Colley con il cross, Stassi al volo, la palla che colpisce la recinzione, l'ultima azione del primo tempo. E arriva Di Vincenzo, poi il lancio per la corsa di Colley che si può lanciare in campo aperto, c'è Stassi accanto a lui, palla per Stassi, Stassi! Il 2-0 del Gemini, Giorgio Stassi si sblocca e raddoppia. Per Gullotta che prova a inserirsi, Gullotta col piede Demiere, allarga Licata, palla dentro per Mondino, Mondino in area, Mondino, sterzata, Mondino ancora il dribbling, calcio Mondino sul primo palo, il primo gol in maglia biancorossa per Paolo Mondino, è 3-0. Palla per Licata che può correre in campo aperto, Licata prende il centro, uno sguardo
ancora Salmi che cerca di attaccare, palla su Chavez, al limite il 20, va a calciare, De Miere la mette fuori dallo specchio e poi Licata completa il disimpegno. Arriva Licata, la palla è per lui, cross di Licata, dentro a cercare Barris, palla alla porta, si gira e calcia! La palla che dovrebbe aver scheggiato la traversa, è buona per Mondino che la tiene in campo. Mondino, l'1 contro 1, Mondino converge, scarico indietro, Licata, calcia! Sopra la traversa il tentativo, Barri, Licata scodella verso l'area Perrone, la palla smanacciata dall'estremo difensore poi Mondino. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida. Risultato di 1-2. Non c'è nessun cambio. I due allenatori vogliono continuare con quelli che sono gli uomini che hanno concluso la prima frazione di gioco e dunque si ritorna con il Castellammare in possesso di palla. Caronia, che forse potrebbe avere anche un po' indietreggiato la sua posizione. No, in realtà no, sta tornando a centrocampo, era semplicemente per il primo possesso, però insomma Caronia è un giocatore che a centrocampo poi aiuta tanto anche in fase difensiva, quindi ci possiamo anche facilmente immaginare un lavoro abbastanza lì ad aiutare Adamo, Tarantino, Lampo, ma anche Lo Bosco. Viola verso Cannizzaro, allunga il portiere, rimbalza il pallone più volte, poi allontana Tarantino, in testa sovrasta tutti Florio, poi Tarantino spazza ancora una volta, Gammicchia, l'aggancio è buono perché riesce comunque a trovare l'incursione centrale, poi traversone, cerca dall'altra parte Frisella, in anticipo Costa, poi Cannizzaro si complica un po' la vita ma la fa anche molto molto bene, con qualità il portiere. Adesso Costa deve prendersi qualche metro, poi Florio anticipa anche tutti, Adamo sembra in vantaggio, poi lascia invece scorrere il pallone, non è una buona scelta perché c'è Giglio che può rientrare, va sul mancino, salta tutti! E poi Di Paolo è super!
si chiedeva forse un intervento da parte del guardalinee, ma non c'era nulla. Gio era partito nettamente in posizione regolare e rientrato bene, ha calciato col sinistro. Di Paola super. E questo è Gio, che non ha fatto forse un primo tempo positivissimo, però si è acceso in 2 occasioni, in una ha fatto l'assist e nell'altra sta facendo anche un gran gol. Insomma, è un giocatore così Gio. Gio va in mezzo, Florio ha saltato benissimo con il terzo tempo. Poi Di Paola si arrabbia molto con i compagni, forse perché Florio era troppo solo di saltare. E poi va lunghissimo, Pennisi di testa, poi non ci può chiaramente arrivare Frisella, si accontenta comunque della rimessa laterale lasciando lì a Tarantino. Florio mette giù la palla, rimbalza col fisico, poi Frisella ha un piccolo rimpallo favorevole. Caronia, bella palla per Gammicchia che cerca una conclusione. Pennisi fa un gran lavoro difensivo, prende anche il fallo. E poi Caronia forse con Costa un piccolo battibecco. Pizzo vince il rimpallo, fa un buon lavoro qui il numero 3, torna dietro Pennisi, regala il pallone allo Bosco, buono qui l'aggancio, poi Caronia verticalizza immediatamente dalle parti di Musso che cerca il dribbling su Pizzo, sbatte ma poi c'è anche la palla fuori. Nel frattempo non c'è nessuno che si sta riscaldando forse con tanta voglia, o meglio forse con costanza, perché al momento credo che i 2 allenatori non vogliano cambiare nulla. E poi punizione. Mi fa Pipitone, forse andrà a lungo, oppure la soluzione Tarantino che è largo sull'auto di sinistra potrebbe essere qualcosa da fare. Invece no, va lungo Pipitone di testa viola, col petto bene qui Frisella, poi Caronia, se ci fa vedere uno dei suoi tiri, questa volta non va bene, pesa forse un po' troppo con l'esterno collo, non è un tiro alla Bartolomeo Caronia che sicuramente è abituato anche a tiri sicuramente differenti. Intanto Cannizzaro poi fa giù, fallo, spinta su Caracappa, chiedevo anche un cartellino giallo, però effettivamente era un po' difficile ipotizzare. E poi c'è una piccola scaramuccia, ma tutto sembra essere rientrato. E Pennisi va sul punto di battuta. Nel frattempo il signor sta parlando con Pizzo. Pennisi guarda i compagni, non vede però nessuna soluzione, infatti va su quella più semplice, ovvero Pizzo. Viola va lungo, forse un po' troppo. Va Tarantino con le mani, lungo di testa Frisella, poi va anticipato da Viola. Va Tarantino che si prende tutti i metri a disposizione, va a lungo, bella questa rimessa, poi Frisella di testa, allontana Pennisi, palla che si impenna, il controllo di Adamo non è dei migliori, poi Caronia anticipato anche dal compagno Pipitone, bella palla per Tarantino, cerca il traverso sul secondo palo, sbuca di testa, dall'altra parte Musso da quinto a quinto praticamente,
rimane lì in fase difensiva il Bagheria con Costa, e poi va giù Viola. Tempo ha toccato veramente pochissimi palloni nel secondo tempo. Caldieraro non si è praticamente mai visto. Pizzo, Caldieraro, rimasto giù Pizzo, nel frattempo poi Costa anticipato. Tutto giallo credo per Musso. Sì, è il 7 del Castellammare ed è Musso, di conseguenza intanto si è rialzato Pizzo, tutto ok per lui, però mister Grimaldo sembra stesse parlando invece con Ballariano in panchina. Potrebbe essere una soluzione validissima nell'arco proprio del mister. Sbaglia Caldieraro, Caronia, grande contrasto, Malik la controlla, sempre infermabile come sempre. D'altronde Frisella col mancino trova nuovamente poi tallonato da Viola, fa una buona chiusura ma poi si mette davanti col fisico e guadagna quantomeno la rimessa laterale, perché la palla è uscita sì vicino al calcio d'angolo ma è rimessa laterale e Tarantino la andrà a battere praticamente come se fosse un corner. Canizzaro per velocizzare dal pallone infatti agli avversari. E Tarantino prende diversi metri, andrà nuovamente lungo come in precedenza, con una volta quasi un cross come se fosse stato fatto con i piedi Pennisi, poi al volo Caronia, questo sì che era un buon tiro, poi la palla rimane lì con Pipitone e si chiede anche una deviazione. Nel frattempo Costa si lamenta tanto, viene subito rimproverato, poi anche Pennisi, però la deviazione per il titolare c'è stata, di conseguenza calcio d'angolo. Andrà Frisella con il sinistro. Nel frattempo sono pronti dei cambi e se non vediamo male dovrebbe trattarsi proprio di Ballariano. Va Frisella, allontana sul primo palo, come viene Costa, che potrebbe uscire proprio per il compagno. Poi bella questa palla messa in mezzo da Frisella, un mix tra un tiro e un cross, con Cannizzaro che però aspetta un attimo perché ci sono due cambi in casa Bagheria. Allora esce intanto Costa per Ballariano, questo effettivamente l'avevamo intuito, e poi forse esce pure Vetrano. Esce sì Vetrano, toglie il gol, ed entra Scozzari che con il Cus è stato sicuramente uno dei migliori, e quindi adesso ipotizziamo che non ci sarà un vero e proprio pivot, un po' per citare ruolo sia cestistico ma anche del calcio a 5, ma ipotizziamo un tridente molto molto tecnico, perché adesso Gio, Caldieraro e Scozzari sono tre giocatori, con Caracappa chiaramente in più, sono giocatori molto tecnici, molto rapidi, molto veloci, quindi immagino che il Bagheria possa effettivamente giocare tanto sulla tecnica, tanto sulla velocità, senza dare forse un punto di riferimento a una difesa invece molto esperta, come soprattutto capitanata, anche se non stava capitano, da Adamo, che è comunque un giocatore molto molto forte. Tarantino mette giù la palla, traversone con il sinistro, allontana Pennisi come viene, poi salta Scozzari ma salta più in alto Caronia, perfetto ancora una volta, uno dei migliori in campo, poi Ballariano che solitamente è uno dei titolarissimi fallo qui, con Florio che va giù. Ballariano per Pizzo di testa, non è precisissimo, di testa arriva anche Pipitone, poi Pizzo nuovamente, petto di Caracappa, mette giù come viene e poi Joao Caldieraro se ne va in mezzo a due, gran giocata questa volta il numero 10 che ha premesso Gio, poi perfetto Tarantino. Ballariano che ha ripreso posto del suo ruolo, Pizzo, Ballariano.
Costa da parte di Lampo, poi Ballariano, c'è una gamba un po' troppo alta. Del calcio di punizione, fallo del neoentrato Ballariano. Poi va a lungo a cercare l'aggancio che arriva effettivamente da parte di Gammicchia. Poi scambia Musso, palla in verticale per Bancora! E ne sfiora un altro, ma quando parte in profondità è impressionante, non lo tengono letteralmente mai. Florio cerca spazio, trova Costa, va incontro Scozzari, ma Caronia fa ancora una volta una gran chiusura. Tarantino, pressione di Scozzari, Adamo spazza lungo, aggancio di Gammicchia non di migliore, ma riesce comunque a servire Frisella. Fa un buon lavoro, poi tacco geniale per Caronia, perfetto come sempre. Tarantino sta crescendo tanto nella seconda frazione di gioco. E adesso Viola lascia lì il possesso a Capitan Florio, attacco anche da parte sua. Costa, centrale, Ballariano non segue adesso deve stare attento però Ballariano che cerca comunque un taglio centrale di Scozia, era giusta la palla ma forse non data perfettamente. Caronia con un bel break, può avanzare il 32, risalta a tutti. Caronia va giù, c'è fallo. Penisi si lamenta, voleva che fosse tutto regolare, dice di essere entrato con la spalla probabilmente, ma anzi no, non dice spalla e spalla, ma dice semplicemente palla piena, quindi insomma questa era la tesi da parte del difensore, effettivamente un po' in dubbio, perché Caronia ha fatto un bel break, però Penisi sembrava essere entrato in realtà sul pallone, ma in ogni caso comunque calcio di punizione, minuto 59 di gioco, c'è Frisella ma c'è anche Tarantino, e qui secondo me il mancino di Tarantino può essere una soluzione più che valida, effettivamente per come è posizionato la prossemica dice che vuole tirare, vediamo se effettivamente sarà così o se ci inganna, ma credo di sì, anche se in realtà fosse un cross. Invece no, va Frisella, non calcia bene, la palla non scende, o meglio scende forse un po' troppo tardi e dunque rimessa dal fondo con Cannizzaro. Ballariano, Florio, arriva Caronia quasi ad anticiparlo, ma lui va subito dietro da Ballariano. Adesso si cercano dal 14 proprio delle giocate iniziali, forse qui non perfetto, poi Caronia ancora una volta palla girale per Ba che scappa nuovamente in velocità e Cannizzaro con il petto, qui quasi una parte da ok, poi rimane anche giù perché ha preso una botta, però ancora una volta quante volte questo giocatore attacca la profondità e quante volte è incredibilmente in anticipo su tutti. Nel frattempo è rimasto giù il portiere e qui ne ha fatti 2 ma neanche ne ha avuti altri 2, insomma poteva essere a 4 il suo bottino personale, ma deve fare i conti chiaramente anche con il portiere perché è il gioco delle parti, insomma. È rimasto giù Cannizzaro, ha fatto una gran parata, scendo perfettamente con i tempi giusti. È semplicemente una botta, non è nulla di che per Cannizzaro, chiaramente adesso si rialzerà, a meno che non abbia messo male il piede o il ginocchio, insomma, però da qui sembra di no, che sia semplicemente una parata anche stesso. Allora no, si sta rialzando semplicemente, credo abbia un po' di difficoltà nel respirare, perché effettivamente la pallata è stata lì all'altezza del processo xifoideo, per essere proprio precisi anatomicamente, e lì fa effettivamente male perché il respiro poi tende anche un po' a mancare. Si è rialzato, è anche un po' accovacciato in realtà. Nel tempo si sta riscaldando, credo, il secondo portiere, che è Crisafulli, però è abbastanza claudicante, anche se qualche problema ce l'ha effettivamente il portiere. Vediamo se Castellammare ne approfitta magari per trovare il terzo gol, potrebbe essere qualcosa di credibile. Cannizzaro si è ripreso ma non sta benissimo. Va Musso, palla Adamo, palla che rimane lì e poi fallo in attacco, provvidenziale la chiusura difensiva.
tocca anche la caviglia nel frattempo. In questo caso Pennisi. Poi si è rialzato Pennisi. Sta bene, sta meglio anche Cannizzaro, anche se forse non è al 100% il portiere. Viola. Costa. Anzi, Florio si è stata con il tacco. Poi Viola. Adesso Ballariano allarga subito da Pennisi, che si è ripreso decisamente dopo la botta precedente nel duello di poco fa. Poi intanto cerca un pallone alto anticipato Caracappa dal copista di Lobosco, ma nel frattempo il gioco è fermo, è rimessa laterale. Nel frattempo sta continuando a riscaldarsi Crisafulli, che sta anche un po' aumentando il ritmo, però credo che Cannizzaro stia meglio, anche se continua un po' a guardarsi le gambe, forse c'è qualche problema lì, credo. Nel frattempo il signor Butera dice di velocizzare un po' le manovre di gioco. Infatti sta discutendo sia con Di Paola ma anche e soprattutto con Tarantino e Adamo. Testa poi sale in cielo, Pizzo, palla ancora una volta ribattuta, Pennisi, Florio. Nuovamente Florio di testa, salta pure Caroni alla meglio il 32, poi con il braccio che ammicchia. Infatti calcio di punizione. Ballariano. Costa. Ballariano nuovamente. Cerca un cambio di gioco, lo fa verso Pizzo, di testa la tocca ma arriva Pipitone in vantaggio. Poi sempre in velocità, è sempre un'arma incredibile. Pennisi questa volta sradica il pallone, forse per la prima volta in 64 minuti qualcuno ferma Malik Ba. Questa è sicuramente una notizia. Caldieraro intanto allarga il gioco, cerca la velocità di Caracappa, ma c'è in vantaggio la difesa con Lobosco che non sta spingendo praticamente mai sull'auto di destra, ma insomma si fa vedere tanto in fase difensiva, lo fa anche molto molto bene. Caldieraro intanto. Florio. Costa rientra sul mancino, poi scambia con Caldieraro, non è dei migliori il duetto tra i due. Poi Frisella spazza più lontano che può. Rimessa laterale con Costa più vicino alla nostra postazione. Viola. Cambio di gioco che riesce comunque a trovare Caracappa. Un po' in ombra anche il numero 7 in questo secondo tempo. Gran primo tempo, ma il secondo forse poche azioni da quella parte. Ba prende tempo su Pennisi, poi cerca di autolanciarsi scaricando il pallone dietro e sprintando, ma la palla è già terminata in out. Nel frattempo qualche uomo in più si sta riscaldando. Anche Crisafulli continua il riscaldamento, però Cannizzaro sembra stare bene. Pennisi, Florio, poi Pizzo viene preso a controtempo e rimessa laterale con il signor Marino che indica la paternità del pallone per il Castellammare. Ci sono addirittura 2 palloni in campo, però Lobosco, rimessa sempre lunga, sale anche Adamo di testa, poi scavalcato Adamo col mancino. Si era pure girato bene, se l'era ritrovata lì quella palla. Non ha inquadrato la porta, però pericolosissimo il numero 5 che torna subito in difesa. Costa. Viola. Ballariano esce via bene, poi con la trattenuta vistosa da parte di Pipitone, poi la tutta rapida del Bagheria che non vuole perdere tempo adesso. Poi bravissimo qui Lampo. Il tempo si arrabbia un po' Di Paola, forse per qualche movimento di compagni. Viola.
Florio, Costa, Caldieraro, palla lunga, Adamo qui provvidenziale in tackle, poi Florio spinto un po' forse, no, non c'è nulla, Frisella lascia continuare, palla lunga verso Baca, Nizzaro la spazza, ma c'era comunque un fuorigioco, secondo me non era fuorigioco, però questo è partito comunque prima, però forse ci poteva stare un fallo prima. Caracappa va centrale da Caldieraro, si accerca il numero 10, si deve accendere lui la lampadina, poi Gio, la sovrapposizione perfetta da parte di Florio che cerca un traversone sul secondo palo, di testa spazza Musso come viene, poi Gammicchia, Balderano un po' da fastidio e poi Lobosco mette una pezza gigantesca a cercare sempre il solito Ba, questa volta anticipato, poi Pizzo si ferma ma scarica sul tacco di Caracappa, insomma anche un po' sfortunato, poi velocità di Ba ancora una volta con Pennisi e Ba si lamenta un po' perché effettivamente Pennisi un po' l'aveva strattonato, forse nel pantaloncino credo, infatti credo che Ba stia dicendo questo signor Butera, però si sono un po' trattenuti entrambi, quindi la scelta di far continuare comunque è corretta. Quindi rimessa laterale per il Castellammare con Lobosco. Nel frattempo in casa Castellammare è un po' insolito, ma è così, non si sta riscaldando veramente nessuno. Pallone alto, rimane ancora lì, poi allontana Pennisi, quindi il tecnico credo non voglia cambiare nulla. Gli 11 che stanno giocando stanno andando tanto bene, quindi cambiare qualcosa non serve in questo momento. Non sembrerebbe che nessuno sia anche stanco, quindi c'è in realtà Messina che ha alzato, ma quasi sta lavorando da allenatore in seconda praticamente il giocatore. E Pipitone regala soltanto il possesso a Cannizzaro. Viola ma centrale, Ballariano a diversi metri davanti, se li prende tutti, poi Caldieraro deve puntare l'uomo, Pipittone gli dà fastidio, poi arriva anche Lampo, perfetto col sinistro a vedere nuovamente lo scatto del solito Ba che prende velocità, Ba ancora, mette dentro sul secondo palo e qui forse la potrebbe pure chiudere il Castellammare con il terzo gol firmato da Gammicchia. Non fa gol, fa l'assist Ba, ma è sempre incredibilmente decisivo. E poi Adamo qui a caricare il compagno dicendo te l'ho detto, quindi come se fosse stata forse un'azione più volte provata forse in allenamento, ma insomma quando hai come compagno Ba che prende velocità così devi sempre cercare di attaccare con i palloni. Intanto c'è un cambio, fuori Caldieraro, partita negativa però per lui. Vediamo chi entra, dovrebbe essere forse Aramburu, se non vediamo male da qui. Purtroppo siamo pure contro sole, non è una postazione comodissima quella di questo pomeriggio. Sì, è il numero 20, deve essere Aramburu. Si ritorna in campo quindi con Florio. Ballariano, Pizzo, adesso si complica un po' la partita delle Bagheria che era rimasta comunque ad una sola distanza dagli avversari, però adesso un po' è complicato. Scozza di Aramburu, prova l'appoggio, la sponda, non riesce, poi Ballariano scivola sotto gli occhi del signor Butena che fischia il calcio di punizione. Scozzari rientra bene qui sul piede destro, poi sbaglia il passaggio, Tarantino si concede pure un piccolo dribbling, lo fa anche molto bene, poi Florio chiude saggiamente, adesso sta giocando a tutto campo il capitano. Florio vuole un movimento di compagni, cerca la velocità di Gio, di testa però c'è ancora una volta Tarantino.
Costa, Florio, Costa ancora, nuovamente Florio, Viola, Cannizzaro, adesso procede in avanti Pennisi, vuole contro di sé Caracappa, Pallariano mette giù la palla e dunque Scozzari che danza sul pallone mettendo anche un po' di difficoltà Caronia che lo stende. Pallariano, vediamo se calcia, potrebbe anche provarlo, non se l'è sentita però. Pennisi, Florio, Costa, poi Florio mette sul secondo palo e poi così la combina grossa qui Musso che non ha visto forse che fosse completamente solo, è andato direttamente in calcio d'angolo, poteva forse anche lasciare scorrere o addirittura mettere giù la palla, però forse non si è accordato con i compagni e dunque calcio d'angolo. Va Caracappa sul primo palo, poi sbuca la palla, rimane lì e poi allontana Pipitone, però poteva secondo me anche pure lui metterla giù e avanzare perché Ba era ben messo. Nel frattempo c'è qualche problema, però non ci siamo accorti cosa sia successo, intanto è rimasto giù. Allora Adamo è molto arrabbiato, qui il signor Butera infatti è un po' in difficoltà perché stava guardando le guardalinee cercando di avere qualche informazione da lui. E poi qui da giallo a Frisella intanto sta parlando anche Adamo e poi continuano a esserci delle spinte. Però non ci siamo accorti cosa sia successo perché stavamo commentando l'azione che era da tutt'altra parte. Sicuramente un giallo per Frisella c'è stato, però sembrerebbe essere l'unico. Nel tempo si torna in campo, quindi 75 di gioco, non manca molto, mancano 15 minuti, però un recupero importante credo che verrà dato. Gio subito per Scozzari, mette giù la palla, prova a scambiare il pallone, non ci riesce. Adamo va a lungo sempre da Ba, Pennisi di testa, provvidenziale, poi Viola riesce ad avere la meglio sull'arrivo anche di Gammicchia, autore del gol, ricordiamo, del 3-1. Ballariano adesso Pizzo, può avanzare il numero 3, cerca una verticale interessante, poi Adamo giganteggia ancora una volta, Pennisi di testa, concede non la rimessa terra ma concede il pallone a Pizzo. Ballariano, Viola, partita forse non positivissima oggi per i centrali del Bagheria, troppa difficoltà, qui sbaglia Viola però. E infatti qui Costa si arrabbia un po', dice devi giocare semplice, quindi voleva probabilmente la palla o lui o comunque anche accanto a Pennisi, sicuramente non è questo lancio così fatto praticamente sulla panchina avversaria. Florio allontana, vuole la velocità di Aramburu che è fresco, c'è anche Scozzari, testa Adamo e poi Di Paola. Poi vuole lucidità Adamo. Pallone lungo per Ba, anticipo di petto di Pizzo. Nel frattempo ancora nessun cambio per il Castellammare e siamo al 77esimo, quindi ma con le mani adesso Caracappa però lascia lì infatti all'avversario
con Lo Bosco, non va lunghissimo, testa trova comunque qualcuno, poi Pennisi, Florio va giù, calcio di punizione. Costa va incontro Scozzari, fa un gran lavoro invece Tarantino. C'è servire Bartolomeo Caronia che avanza, scambia con Frisella, poi il duello con Florio viene vinto dal capitano del Bagheria. Poi Scozzari nasconde il pallone, gran giocata. Gio e poi perfetto qui Tarantino che sta veramente facendo un secondo tempo esemplare. Poi Lampo spreca tutto. Cannizzaro, Florio, palla su Pizzo e poi va giù Pallariano, ma c'è vantaggio, quindi si può continuare a giocare. Palla in verticale, Gio la controlla, forse non in maniera positivissima, level forse. Potrebbe è rimasto giù. Si però rialzato, tutto ok, fortunatamente per Gio si tocca un po' il bicipite femorale però. E poi Di Paola può rimettere il pallone in campo. Andrà sicuramente lungo, infatti è così da Caronia, poi Frisella va giù, non c'è nulla. Ballariano, Pizzo, adesso Viola, Florio, si va a prendere lui il pallone, vuole lui la giocata giusta, cerca una palla lunga per Costa che non ha attaccato molto su quella fascia, poi trova Scozzari, Adamo ancora una volta sempre super, partita grandiosa, poi Frisella con la spalla, adesso Florio, però il signor Botera dice recuperiamo, c'è un problema per Adamo. E poi Costa, Scozzari, e qui fa un gran lavoro invece Caronia. E poi c'è qualche problema, forse c'è qualche pure giallo, vediamo. Costa è un po' arrabbiato. E poi Tarantino con le mani, tutto ok, tutto risolto. Va lunghissimo. Viola di testa. Penny si è attaccato da Ba. Poi Pizzo non perfetto nell'aggancio, ma riesce comunque a trovare la soluzione giusta, ovvero Cannizzaro. Poi nuovamente da Pizzo, gran precisione da parte del portiere adesso. Pizzo, centrale, non va incontro bene Scozzari. Poi la palla rimane lì, Florio sulla pressione anche di Cammicchia. Nuovamente Florio. Caracappa. Florio. Viola avanza, lascia l'onere della giocata a Florio che cerca un pallone lungo, sempre verso Costa, ma sempre fermato. Poi Gigli l'ultimo a toccare.
Fa Tarantino con le mani, sempre molto molto lungo a cercare Frisella, questa volta Costa di testa lo anticipa, poi Florio allunga come può, allunga anche lo Bosco, poi Ballariano, serve Pizzo. Minuto 82 di gioco e Castellammare non ha fatto ancora un cambio. Poi trovato Ba come sempre sulla velocità, ma Pennisi questa volta lo fronteggia in modo corretto. E lui consente chiaramente di poter attaccare la porta, ma credo che Ba in questo momento non la voglia nemmeno cercare. Sono sopra di 2 reti. Di conseguenza vogliono forse anche un po' giocare con il cronometro. Tutto va bene così. Caronia non prende il pallone, la trova Costa che allontana verso Aramburu. Ha dato ancora una volta Provvidenziale, poi Lampo, bella che si alza con Frisella e Costa. Si lamenta Frisella, poi Caronia invece giganteggia ancora una volta, alza il pallone. Nel tempo continua la lamentela di Frisella con direttore di gara. Voleva la rimessa laterale, invece è stata data alla Bagheria con Costa. Frisella è anche già ammonito, quindi insomma non deve rischiare secondo me di macchiare una prestazione comunque ottima quella di oggi. Scozza, si gira molto bene, poi calcia col mancino e trova anche una deviazione provvidenziale. Si è girato veramente benissimo qui Scozza, di calcio d'angolo. Va Caracappa, traversone verso Florio, Adamo alla meglio, poi insegue il pallone ancora una volta, va giù, non c'è nulla qui, bravo signor Butera perché non ha boccato e qui però c'è una spinta. Infatti qui calcio di punizione. Va Ballariano addosso a Gammicchia. Qui c'è un po' di confusione adesso. Forse poteva starci il giallo però. Costa, Florio, accarezza il pallone, prova a duettare con Scozzari che però viene preso contro tempo, allontana Tarantino, bella palla ancora una volta verso Ba. E Ba dice al compagno di tenerla in campo. Chiaramente ha ragione l'attaccante numero 10. 2 gol, 1 assist, man of the match. Credo che non ci siano dubbi questo pomeriggio. Chi abbia visto la partita penso che sia d'accordo con me. Malik Ba è il migliore in campo. Gammicchia lavora bene il pallone, ma poi Scozzari lo tallona. Ballariano ancora una volta. Malik Ba che prende pure il pallone e contrasta pure. Adesso si autolancia, poi Pennisi gli prende il tempo. Insomma, Pennisi ha preso le misure di Ba, però forse un po' troppo tardi, secondo me. Complice anche la stanchezza da parte dell'attaccante, Execus. Caracappa. Florio. Sterzata. Adesso immaginiamo Florio che forse per gli ultimi minuti andrà a giocare praticamente da centravanti aggiunto. Lo fa molto spesso quando il Bagheria è sotto. Caracappa, Florio. Cerca una palla lunga, di testa chiude molto molto bene qui Frisella. Gran partita per verso suo. Poi Tarantino sporca invece Caracappa che è andata a finire sull'altra fascia. Poi Gammicchia, palla che si impenna. Florio di testa ancora una volta e Gio non la tiene in campo. Fa Tarantino lungo con il petto, la mette giù molto bene qui Frisella. Fa una gran giocata con Costa in mezzo a due, tiene in campo il pallone. Gammicchia, anzi no, poi Ballariano. Minuto 87 di gioco, 3 minuti per conosceremo anche l'entità del recupero. Nel frattempo credo non ci sarà più nessun cambio.
Anzi no, forse sì per il Bagheria, no, in realtà uno per il Bagheria ci sarà. Poi Pizzo mette un traversone dentro, palla che viene allungata, palla che rimane ancora lì. E poi c'è uno scontro, calcio di punizione. Vediamo se ci sarà spazio per il cambio adesso. Bisogna aspettare, forse credo che esca Giglio. Partita oggi non è positivissima per Giglio. Forse un po' sottotono in realtà. Da uno come lui ci si aspetta sempre la giocata in più. Oggi invece pomeriggio complicato, ma va dato secondo me tanto merito a Tarantino, che su quella fascia comunque lo ha limitato tanto. Nel primo tempo soltanto una volta non lo ha limitato ed è arrivato l'assist. Poi tutto il resto della partita è stato veramente molto bravo, qui il numero 3 e Gio infatti non ha avuto molte chance per poter colpire in totale libertà. Nel frattempo va allunga il pallone, poi in testa arriva lo scatto di Musso, chiude però Pizzo. Pizzo sale sull'out Mancino, finta, suola, poi lo guarda lontano Pipitone, lui cerca di allungare il campo, non riesce, va Aramburu su questa palla, vince il rimpallo, poi arriva Pizzo, ancora Aramburu, la tocca Lampo. Viola per Florio, adesso il capitano ancora non si è messo lì negli ultimi metri, ma credo che lo farà a momenti. Ballariano avanza col mancino, allarga verso Pizzo, sembra la solita giocata, potrebbe fare un traversone, cerca invece una palla corta per Scozzari, in mezzo a due, allontana ancora Lampo, voleva forse un fallo ma non c'è chiaramente nulla. Caracappa, ecco Florio che non ha idee, non ha soluzioni e infatti si appoggia corto da Costa. Ballerino di prima, sull'arrivo anche di Ba, Viola, finta il passaggio. Costa nuovamente, allarga verso Florio, bello qui il velo, però non viene capito da nessuno. Minuto 89 e 30 secondi, insomma 30 secondi e credo che conosceremo anche l'entità del recupero. Infatti il signor Botera sta guardando il cronometro. A lungo di Paola, poi scontro tra Caracappa e Pipitone. Poi Pennisi un po' trattenuto, punizione. Florio, Costa, sono 5 minuti di recupero. Caronia lotta poi con Florio, vede una bella palla qui per lo scatto dell'entrato Abate che cerca subito un traversone, fermato e palla lontana da Lampo. Costa, Ballariano, sempre il solito Pizzo, Ballariano ancora, cambia tutto da Capitan Florio, adesso Viola, sono finiti gli schemi, si va tutti in avanti, Ballariano, c'è il largo Caracappa ma dice tornare dietro da Pizzo, adesso Bagheria deve cercare di buttare la palla in mezzo perché solo così può trovare quantomeno un gol per riaprire le speranze. Scozzari, finta su Caronia, va sul mancino, prova a calciare, viene fermato la Caronia, poi si ferma anche lui stesso, poi Caronia continua a correre ancora una volta, allunga un po' il pallone, allunga il campo, ma la regala soltanto al Bagheria, ma che partita comunque di Caronia. Insieme ad Adamo, tra i migliori in campo, chiaramente il primo è Malik Ba, però loro due meritano sicuramente una menzione d'onore. Costa vince il rimpallo, poi arriva Ramburu che si libera del pallone, allontanato da Lampo, poi anche Caronia, poi al volo Florio che lo stava per fare bellissimo, palla però va fuori, minuto quasi 92.
poco più di 3 minuti alla fine. E per il Castellammare sarebbe una vittoria veramente tanto importante, significherebbe tantissimo. Arriva Viola, Florio allunga, Aramburu scontro con Adamo, Tarantino, poi Frisella, Tarantino regala a Viola, vuole un dribbling, gli riesce pure. Poi palla in verticale, bella idea questo Scozzari che può puntare, deve puntare, fermato da Caronia ancora una volta che giganteggia, Tarantino e poi Lampo. Sembra cercare il solito Malik Ba che prende la velocità Viola, la può anche prendere questa palla, esce Cannizzaro, è molto defilato, la controlla, la tiene pure in campo, c'è dentro l'area di rigore che ammicchia, Ba cerca invece una conclusione, ci ha provato, insomma voleva la tripletta. Stiamo entrando al 93esimo minuto di gioco, mancano 2 minuti, poi sarà fine match, triplice fischio da parte del signor Butera. Intanto il controllo di Scozzari che allarga dalle parti di Caracappa, guarda i compagni al centro, prova un traversone, testa arriva Pennisi. Insomma, non è oggi una gara fortunata per il Bagheria, è rimasto a terra nel frattempo Adamo, anche un po' di crampi per lui, ma è una gran partita. Dopo 93 minuti di gioco, insomma, credo che anche i crampi siano leciti per il difensore. Ha fatto veramente una gran partita. Quando c'è lui in difesa, insomma, è sempre un'altra musica per il Castellammare. E poi Di Paola facendo ai compagni di salire, di mettersi tutti sul lato, probabilmente andrà proprio sul lato forte adesso aereo. Pennisi anticipa. E poi Tarantino messo giù da Scozzari. Si lamenta abbastanza qui Tarantino. Adamo saggiamente dice: intanto c'è un cambio perché c'è Malik Ba, arriva un cambio, il primo cambio del Castellammare. Tra l'altro avevamo un po' perso le speranze. Esce Cammicchia, non ne va. Insomma, non si sta veramente giocando nell'ultimo minuto e mezzo. Luca, ti sta palla. Oh, vicino, Mari. Facciamo dentro da di qua, se ti stanco, Mari. Teniamo palla, teniamo i falli, teniamo finito. Adesso vediamo chi è entrato, vediamo conferma tra poco. Va Tarantino. Entrato in campo Colantoni nel frattempo per questi ultimi istanti di partita, perché siamo già al 95 però, e infatti va bene così. Triplice fischio, vince il Castellammare che spugna lo stadio comunale di Bagheria con il risultato finale di 1-3. Una grande vittoria per la formazione ospite che insomma sorpassa il Bagheria. Nel frattempo c'è ancora qualche protesta in campo, ma nel frattempo il risultato finale è di 1-3. Tanto vi ringrazio come sempre per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportissimo è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.